Aragona, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, i consiglieri Mariella Sardo e Francesco Monreale hanno dichiarato di rinunciare al gettone di presenza sia nelle commissioni consiliari dove svolgono la funzione di presidenti e sia nelle commissioni dove svolgono la funzione di componenti. Il compenso sarà utilizzato tra l'altro per acquistare un tappetino di erba sintetica da collocare nella villa comunale di Aragona. Sardo e Monreale affermano si tratta di un atto di responsabilità nei confronti della città e soprattutto dei cittadini a fronte dei circa 13 milioni di euro di debiti che gravano sul bilancio dell'ente. Ascoltiamo in proposito la stessa Mariella Sardo al microfono di Vanessa Chiapparo. Nell'ultimo consiglio comunale i consiglieri Sardo e Monreale dichiarano di rinunciare al gettone di presenza. Un atto di responsabilità nei confronti della città? Sicuramente, visto il bilancio comunale che non è poi così roseo, penso che il minimo è quello di rinunciare al gettone di presenza, anche per dare un segnale alla comunità aragonese che noi siamo disponibili a lavorare anche senza compenso, almeno per quanto riguarda la mia persona. Per me, io sono già dipendente pubblico, quindi non mi cambia niente avere un gettone di presenza, preferisco, infatti così ho detto in Consiglio Comunale, devolvere il gettone di presenza sia nella commissione dove sono presidente, sia nella commissione dove sono componente, all'acquisto di un tappetino per i bambini nella villa comunale, in quanto nella villa comunale di Aragona ancora ci sono le pietruzze sotto gli scivoli e non mi sembrava proprio il caso, quindi almeno lo destiniamo a qualcosa di più importante.